Un campione riconosce sempre un altro campione. Tra i tanti personaggi che hanno voluto esprimere il loro affetto con un personale ricordo dedicato a Bruno Pizzul, non poteva di certo mancare un altro friulano che ha portato in alto il nome della nostra terra come Dino Zoff, ex storico portiere di Udinese, Mantova, Napoli e Juventus, oltre che commissario tecnico dell'Italia agli europei del 2000 in Olanda, europei ovviamente commentati proprio da Pizzul con il memorabile racconto di quel fantastico rigore calciato da Totti con il cucchiaio in semifinale contro i padroni di casa. Un telecronista straordinario che guarda la partita senza svolazzi, insomma, a parte questo così di immediato, poi naturalmente mi riporta all'amicizia che c'era tra noi, che qualche estate si passava assieme, mangiare sotto l'albero a casa mia. Insomma è un uomo di tutto rispetto. Tra vicini di casa ci si conosce presto e quindi presto nacque una forte amicizia tra i due, soprattutto dopo la breve parentesi calcistica di Pizzul. Ma nasce probabilmente, sai, siamo di due paesi vicini, quindi la conoscenza, o comunque, anche se non era di persona, era comunque, ecco. Poi naturalmente lui che giocava al calcio, che era andato subito dopo quando è tornato da Catania, eccetera, e cominciavo io a giocare a Udine, eccetera. Tra chiacchiere di calcio e passeggiate, immancabili erano gli incontri al bar delle sorelle Muckerli di Cormons, i quali un gruppo di amici si trovavano per giocare e parlare per ore. Sì, sì, te confermo, perché quando andavo a trovarlo ci trovavamo proprio dal bar delle sorelle Muccherli che abitavano abbastanza vicino, sì che c'era abbastanza vicino a casa sua e stavamo lì insomma al bar con un giro di amici suoi, eccetera. Non poteva mancare poi in chiusura un divertente aneddoto su Pizzul che non volle mai prendere la patente confidando sulla bontà e la pazienza della moglie. Ma no, di aneddoti, a parte che era spiritoso, di aneddoti c'erano nel parlare comune, nel giudicare il calcio, eccetera, quindi di aneddoti particolari, non penso che l'unico aneddoto è che non aveva la patente e si faceva detto tanto io mi faccio scorazzare da mia moglie. Nel raccontarlo si percepisce l'emozione dello stesso Zoff che ora, con il suo amico, non potrà più passare le estati sotto l'albero di casa a parlare di pallone.